Ad Annone Veneto il fiume Loncon rompe gli argini, a San Stino esonda il canale di Via Losson, rischio evacuazione per 60 famiglie, situazione difficile anche a Portogruaro, nel pomeriggio grandinata a Mestre. Edizione di Venezia dei nostri notiziari, ben trovati. In primo piano il maltempo e allarme un po' in tutto il veneziano. A San Stino di Livenza straripa un canale, ad Annone Veneto il Loncon rompe gli argini, grandinata a Mestre, ci sono delle famiglie evacuate, allora facciamo il punto nel nostro primo servizio. San Stino con il fiato sospeso, 60 famiglie rischiano di essere evacuate, una situazione già critica per la pioggia battente di queste ore che sta peggiorando con il passare del tempo. Il canale che attraversa via Fossona sta straripando, l'acqua piano piano sta consumando l'argine. Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per scongiurare il peggio, momenti difficili per i cittadini. Abbastanza case, più di 10-20 case sono tutte sotto acqua. E niente, la strada è chiusa fino a qui perché c'è acqua alta. C'è acqua dappertutto e gli abitanti stanno cercando di fare quello che possono. Per il momento abbiamo arginato un attimo con dei sacchi un piccolo fossato che buttava nella parte dei campi. E si spera bene, ecco, tutto qua. Nel 1966 non abbiamo mai avuto l'acqua così alta in questa zona qua. Capita che ci sia qualche allagamento, ma non di queste proporzioni. Ed ancora 5 famiglie sono state evacuate ad Annone Veneto in via Idrovora, dove il fiume Loncon ha rotto gli argini. La pioggia che aveva dato una tregua in giornata sta ricominciando a cadere, riportando i fiumi al limite massimo. Tutte le zone basse sono finite sott'acqua. Qui ci troviamo a Portogruaro. Le immagini non hanno bisogno di nessun commento. Allagate le vie, i campi. In crisi i residenti che come ogni volta hanno dovuto tirarsi sulle maniche e con i secchi buttare l'acqua fuori da garage scantinati. Immagini che si sono ripetute in altri comuni, soprattutto della Riviera del Brenta. Il centralino dei vigili del fuoco è davvero bollente, moltissime le chiamate, alberi che si sono abbattuti sulle strade per il forte vento e allagamenti un po' ovunque. In alcune zone l'acqua dei fossati ha toccato i ponticelli d'accesso alle case, di sottopassi hanno rischiato di essere chiusi. Nel Milanese il Dese ha tracimato tra Martellago e Scrozzè. La situazione di pericolo di esondazione che stava migliorando ora invece viene monitorata costantemente. Nel pomeriggio la pioggia è tornata a cadere fitta, rimane quindi lo stato di allerta almeno fino alle 14 di domani.